Come è andato il settore agroalimentare veneto nel 2014? L'anno scorso ovviamente ci sono stati come sempre luci ed ombre. Veneto Agricoltura ogni anno in estate diffonde i dati definitivi. Vediamo. Volevo accusare l'inizio anche degli altri anni, anche il 2014 è stata un'annata. Abbiamo visto il rapporto del 2014 e stiamo vedendo i primi dati del 2015, che oggi sono dei settori di punta di eccellenza come quelli del Prosecco e dei vini veronesi, quindi dell'Amarone, del Valpolicella, del Soave, che corrono nei mercati esteri. Abbiamo purtroppo nel settore lattiero caseario dei problemi dovuti al mantenimento dei prezzi che sono purtroppo caduti nell'ultima parte dell'anno e che subiscono la concorrenza dei prodotti esteri, non ultima quella scellerata volontà della Comunità Europea di portare e fare i formaggi con il latte in polvere, cui io sono assolutamente in disaccordo. In questo senso noi adesso discuteremo con il Ministro a Roma di questa situazione e proporremo naturalmente delle legislazioni ad hoc per contrastare questo fenomeno a livello europeo. Ecco, l'agricoltura poi però non è soltanto produzione, l'agricoltura è anche cultura, modo di vivere e in questo momento di crisi forse può dare anche un aiuto a uscire dai nostri problemi. Sì, l'agricoltura e il mondo agricolo, qui si stanno avvicinando migliaia di giovani anche nelle nostre scuole di formazione e sicuramente darà sbocco di lavoro a tanti di loro. Noi dobbiamo sostenerli ma allo stesso tempo anche mantenere le imprese nel territorio, perché oltre a mantenere le tradizioni sono anche sentinelle ambientali nel nostro Veneto e quindi assolutamente dobbiamo mantenere vive queste imprese sia nell'arco montano, pedemontano e nelle pianure per mantenere il nostro Veneto sempre più efficiente anche dal punto di vista ambientale e idrogeologico. Ci sono degli aspetti molto positivi e alcuni meno. Dal punto di vista produttivo sicuramente positivo, la stagione ha aiutato, basta pensare alle piogge estive per i cereali, per la barbabietola, meno per la vite. Quello che sicuramente è stato un punto critico sono stati i prezzi cedenti, prezzi anche del mercato internazionale, e si allarga sempre di più tra l'altro la forcella tra i prezzi pagati ai produttori con, sebbene non ci sono stati aumenti, i costi invece che i produttori stessi, gli agricoltori devono sostenere per i mezzi produttivi. Si allarga questa freccia, quindi diminuisce di fatto il reddito. Note positive, come ormai è una felice consuetudine, menzioniamo il vino sia nella parte ovest ovviamente con i vini veronesi, ma soprattutto con l'exploit molto estremamente positivo del Prosecco, che sta conquistando sempre di più i mercati internazionali. Si pensi che il vino veneto nel complesso genera quasi 1,7 miliardi di export. L'ortofrutta non è tra le è importante sicuramente, ma non è tra i pilastri dell'agricoltura veneta. Anche lì dal punto di vista produttivo bene, anche lì alcune culture, ad esempio il radicchio, dà dei segnali appunto di prezzo non sempre positivi. Quale rapporto Veneto Agricoltura vuole avere con la Regione? Ma credo, a parte che è la Regione che deve dire cosa vuole da Veneto Agricoltura, io penso che, così come tra l'altro emerge anche nella legge ed è nello spirito della legge di riordino di Veneto Agricoltura, io amo definirla così, sia quello di essere un ente che supporta la Regione nella definizione a monte e nella implementazione a valle delle politiche di sviluppo dell'agricoltura nella Regione Veneto che la Regione stessa vuole portare avanti. Perché Veneto Agricoltura è impegnata a 360 gradi nell'agricoltura, nelle foreste, nell'agroalimentare e per certi versi anche nell'ambiente. Sì, è impegnata a 360 gradi sulle questioni che riguardano il mondo dell'agricoltura. È chiaro che noi dobbiamo individuare un nostro specifico e credo che il focus vada messo sulla innovazione e non tanto sulla produzione
dell'innovazione, magari anche, ma soprattutto sul trasferimento dell'innovazione, perché io credo che in questo momento nel sistema veneto il grande buco, il grande deficit sia proprio in questo ambito, cioè facciamo ricerca, ci sono diverse agenzie che fanno ricerca nel Veneto, ma il prodotto di questa ricerca stenta ad arrivare agli operatori economici. Il ruolo di Veneto Agricoltura credo che possa caratterizzarsi anche, e vorrei dire soprattutto, in questo. Quindi dare strumenti innovativi all'imprenditore veneto perché possa buttarsi con forza nel mercato internazionale. Certo, e collaudare l'innovazione, mettergliela a disposizione, soprattutto anche con i sistemi organizzativi che la rendono attuabile. Perché molto spesso l'innovazione potrebbe avere, specialmente all'inizio, dei costi esorbitanti. Vanno individuati anche i sistemi organizzativi e operativi per introdurre l'innovazione. Delle piccole start-up che aiutino il produttore a verificare anche dal punto di vista organizzativo, non solo tecnico, l'implementazione, l'introduzione dell'innovazione.